Rieccoci, seconda parte di questo primo appuntamento della nuova stagione del Sindaco Risponde. Ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo parlato del tema legato all'accoglienza nel nostro territorio. Adesso parliamo di un altro tema fondamentale per il futuro della città, per la visione futura della città di Padova, vale a dire il nuovo tram, per la verità le due nuove linee di tram che vedranno la luce entro il 2026 e che cambieranno radicalmente la città. Prima di parlarne con il sindaco andiamo a vedere il servizio e vediamo a che punto siamo con il progetto e con i lavori. Dopo i progetti, ora è il momento dei lavori. In città si cominciano a vedere i primi cantieri in previsione dell'arrivo del tram, le due nuove linee che vedranno la luce entro il 2026. In alcuni casi micro interventi, in altri un po' più rilevanti, che però sono inevitabilmente destinati a creare un po' di disagio, soprattutto lungo le arterie più trafficate. Da Corso Milano all'Ospedale, passando per Volta Barozzo e via Facciolati. Se in alcune zone gli operai stavano intervenendo per spostare le tubature di acqua e gas in previsione dei futuri lavori veri e propri per la posa della rotaia, in altre invece il cantiere è già entrato nel vivo, come nelle vicinanze del Liceo Cornaro, dove è stato posato il primo tratto della soletta sulla quale sarà installata la rotaia. A tutti gli effetti la prima piattaforma posizionata, ovvero il primo segno tangibile che la nuova rete tranviaria stia realmente prendendo forma. Quel che è certo è che da qui ai prossimi 3 anni i padovani si dovranno abituare ai cantieri, tanto che nelle scorse settimane il sindaco Giordani, in un video diffuso ai suoi concittadini, ha chiesto un po' di pazienza, perché è un'opera destinata a cambiare il volto della città. Quando i lavori saranno terminati entro il 30 giugno del 2026, per non perdere i finanziamenti del PNRR, la città avrà 2 linee di tram, oltre a quella già attiva, che collega la Guizza a Ponte Vigo d'Arzere. La seconda collegherà la stazione a Volta Barozzo, la terza Rubano a Vigonza, passando per il capoluogo. Le 3 linee sommate andranno quindi a costituire il cosiddetto sistema Smart, che in realtà vedrà 8 percorsi differenti che collegheranno i punti principali della città. 35 km di percorso, 69 fermate, 55 mezzi che circoleranno e 20 milioni di utenti spostati ogni anno. Numeri che renderanno Padova una delle città con il sistema di mobilità pubblica più capillare. Il sistema Smart costerà circa 360 milioni, 238 ottenuti dal PNRR, 97 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri 24 dal Ministero dell'Economia, in quanto opera indifferibile. Un passo importante per Palazzo Moroni, anche in previsione del 2030, anno entro il quale Padova dovrà raggiungere la neutralità climatica come richiesto dalla Commissione europea, un obiettivo che l'amministrazione, grazie anche al sistema Smart, ritiene concreto e realizzabile. Sindaco, un conto è parlare di progetti, di tram che si realizzerà, un conto è cominciare a vedere i cantieri, che effetto fa? Molto piacevole, devo dire. Piacevole perché insomma, il mio passato imprenditore mi piace mettere le mani e fare cose e vedere realizzare cose penso che sia la cosa più bella che fa un sindaco. Ho sempre detto un mestiere, chiamiamo mestiere in maniera non corretta, è un mestiere veramente piacevole, si riesce a fare cose per la città. Cerco nel mio capacità di impegno. Saranno fatte 2 linee che cambieranno l'aspetto di Padova. Porteranno le 3 linee 20 milioni di persone. È un calcolo non fatto politico, è fatto un calcolo di ingegneri trasportistici. Per cui una cosa affascinante vuol dire che i padovani potranno spostarsi in tutta la città, da Rubana a Vigonza, da Questura, dal centro, col tram. Io sono convinto, al di là di tutte le idee politiche, che se dal punto A al punto B uno ci arriva 10 minuti con la macchina, ci arriva 5 minuti, 6 minuti col tram, senza prendere multe, senza passare ZTL, senza rischiare il parcheggio, prende quello. Il vantaggio del tram non è che c'è un'ora, uno va giù, aspetta 2, 3, 5 minuti e il tram. Per cui è un cambio epocale, come c'è a Milano e altre città europee. Io penso che questa sia la soluzione giusta. Dicono, ma il tram è un mezzo sorpassato. Non è vero, sono 2 mezzi solo, trasporto pubblico di massa. Uno si chiama tram classico, quello di Milano, sul ferro, e poi c'è questo. Non ce ne sono altri. Sì, c'è il filobus, per carità, c'è il filobus, tram, autobus elettrici, ma quelli avremo anche noi. Ma con la capacità di trasporto di massa, anziché mettere tram, che la maggior parte dei nostri tram saranno a 4 casse, perché c'è una richiesta forte,
Uno deve mettere uno dietro l'altro autobus elettrici, non funziona così. Per cui io capisco la polemica politica, giusto che uno faccia tutto quello che vuole. Io sono tranquillo che questa cosa funzioni. Mi sono preso una responsabilità con i miei, la condivido, sono tranquillo, verrà fatta entro il 2026. Dopodomani. Dopodomani. Noi stiamo cercando di dare meno fastidio possibile, perché questo è il problema. La gente, quando uno gli interrompe il traffico, deve fare la coda, non ne frega niente del 2026, dice ecco l'amministrazione sta rovinando la città, taglia, eccetera. Però di base bisogna avere un po' di visione sul futuro, sia per quanto riguarda il trasporto, sia per quanto riguarda l'aria pulita, sia per quanto riguarda la città che cambia. Pensate, questo più l'alta velocità, 6-7 anni di competenza delle ferrovie con cui stiamo collaborando, cambierà la città in maniera incredibile. Se lanciamo il doppio polo adesso dall'aspetto ospedale, la questura nuova, il Configliacchi nuovo, le scuole nuove, la provincia sta investendo 30 milioni nelle scuole. Padova ha una capacità di cambiare mostruosa. A me piace partecipare a questa cosa con i miei. Io ho una fortuna incredibile, lo dico sempre. Ho sia il livello assessori, collaboratori, i dirigenti, ma anche tutti gli operativi. Sono bravi. Noi abbiamo già messo in gara a luglio tutto. Ci sono poche città che hanno fatto questo, ma non perché sono bravo io, perché ho dirigenti bravi. Tante di queste opere però, Sindaco, non avrà la fortuna di vederle inaugurate da primo cittadino, quindi quello che sta facendo lei è veramente un atto per il futuro della città, non tanto per lei, per la sua giunta, per la sua amministrazione. Io non ho ambizioni politiche, io dopo il primo incarico ho detto non lo farò mai più. E dopo abbiamo cominciato a farlo, in termini di responsabilità lo faccio volentieri, mi piace, non faccio l'eroe. Non mi interessa l'inaugurazione, mi interessa che la città sia vivibile, serena, tranquilla. Io le utilizzerò però, questo è importante. Io ci vivo qua, i miei affetti, mia moglie, i miei nipoti, la mia famiglia, i miei amici. È bello pensare di aver contribuito a fare qualcosa per la città. La città mi ha dato, ho sempre detto, mi ha dato tanto, affetti, lavoro, per cui penso sia giusto dare qualcosa alla città. Lo faccio nei miei limiti, nella mia capacità, non ho esperienza politica. Io cerco di mettere a terra quello che riesco a fare. Lo faccio con soddisfazione e pensare di fare tutte queste cose. Ho avuto un disastro con il Covid, è stata un'esperienza che mi ha segnato profondamente tutti gli aspetti, sull'aspetto umano, ho visto cosa capitava, una cosa incredibile. Però ho visto anche i padovani, eravamo già capitale del volontariato e durante il Covid ho visto anche 2000 persone che rischiando, senza mascherine, portavano medicinali disabili. Una grande città questa, grande città. Però col Covid abbiamo avuto indirettamente anche un grande vantaggio, risorse, abbiamo un miliardo di euro da spendere, più la ferrovia, più l'università, più la regione, è una cifra incredibile, possiamo cambiare Padova. Io spero che poi tutti i comuni riescano a fare questo, ma non è il problema di sistemare solo Padova, ma tutti anche gli altri. Faccio il tifo perché tutti vanno avanti, su altre città, specialmente i piccoli comuni, sono in grossa difficoltà. Non hanno dirigenti, non hanno una struttura forse adeguata. È difficilissima. La struttura amministrativa di rendicontazione è dura. Per cui noi siamo bravi, perché noi abbiamo avuto un grande, sotto l'aspetto personale, un grande impulso all'inizio. Abbiamo portato a casa tante persone di qualità, come dirigenti, che stanno facendo del lavoro. Questa è stata la nostra fortuna. Il Covid ci ha aiutato indirettamente a portare le risorse, certo. Bisogna mettere a terra. Sindaco, lei parlava di cambiamento epocale per la città, il sistema smart, 3 linee, 8 percorsi di tram. Noi vediamo però una città, quella di Padova, che insomma ha diversi problemi legati al traffico. Ci sono moltissime macchine, soprattutto verso il centro, perché Padova ospita anche le persone della provincia che lavorano. Allora le chiedo, come far passare ai cittadini l'importanza di questo cambiamento? Cioè, riuscirete ad abituarli a lasciare l'auto in garage e a prendere il tram? Perché se c'è tanto traffico vuol dire che sono tante le auto, tante le persone che vanno convinte a prendere il tram anziché l'auto. Come farete? Intanto in questo periodo qua dobbiamo fare comunicazione e spiegare cosa stiamo facendo. Spiegare che dobbiamo avere pazienza, spiegare che dobbiamo portare pazienza anche con la coda, perché il problema è che adesso, dopo non ci sarà più, sarà limitato. Il trasporto pubblico ha avuto un grosso problema in questo periodo qua, col Covid. La gente non si sente sicura, sta recuperando un po' alla volta, anche il tram, per cui Bus Italia, sapete che abbiamo dei problemi con Bus Italia, con il trasporto pubblico, però il trasporto pubblico è vitale per la città.
Si spostano 100.000 persone al giorno da noi. 100.000. Abbiamo 70.000 universitari, 40.000 persone, ragazzi, scuola media superiore, che dai vari paesi arrivano cioè c'è una massa di persone che si sposta impressionante. Il trasporto pubblico deve funzionare, non c'è da... E in questo caso qui andremo a rendere ancora più critica in questi prossimi mesi, perché tutti questi cantieri renderanno più critica, per cui bisogna spiegare, informare, fare gazebo, fare manifesti, portate pazienza, siamo calmi, perché stiamo lavorando per il futuro, ma veramente per il futuro. Per cui io capisco che dà fastidio, ma dà fastidio che a me, quando mi trovo la strada chiusa, che non posso passare. Ogni mattina vedo una differenza quando passo. Bisogna portare pazienza, perché il futuro sarà diverso, sarà migliore, sarà più agevole. Io sono convinto che la gente la sera a casa della macchina, sempre più, perché se devo spostarmi per fare un percorso che il tram fa già, lo lascio a casa, non c'è ombra di dubbio. Poi abbiamo la mobilità dolce, biciclette, serve assistite, biciclette normali, monopattini, quanti ne abbiamo? Ma intanto si comportano in maniera corretta, parcheggiano in maniera scorretta, si arrabbiano le mamme, i nonni, i bambini, i povedenti, si arrabbiano tutti. Però se avessimo solo macchine saremmo morti, per cui ci vuole correttezza da parte di chi usa il mezzo, il cosiddetto dolce. Bisogna fare attenzione perché le strade di Padova sono molto strette e spesso volentieri magari si incontra qualche ciclista, però ragazzi siamo una città diversa, siamo una città che ha 70.000 studenti, 70.000. Una città nella città, l'università. Vi ricordate quando c'era il Covid? Io giravo da solo in centro, c'ero solo io e facevo passare la protezione civile e dire non uscite di casa. Adesso abbiamo dimenticato tutto, nel senso è tutto passato, però bisogna pensare alla salute. Salute vuol dire anche qualità dell'aria vuol dire investire. Noi abbiamo un impegno, siamo stati una delle città, delle 9 città italiane, sotto l'aspetto climatico, a aver raggiunto dei livelli e raggiungeremo gli altri entro il 2030. Non è facile, è un impegno molto importante, stiamo cercando di risolvere, grazie all'assessore prima, all'assessore di adesso, stanno lavorando in maniera efficace. Bisogna impegnare, se non c'è niente da fare. Cos'è che potrebbe fare meglio Bus Italia secondo voi, sindaco? Bus Italia ha un problema incredibile, perde soldi. Noi stiamo collaborando veramente in maniera, ente governo, sapete, ente governo, cioè chi gestisce il trasporto come gestione, poi è demandato ovviamente a Bus Italia che ha vinto la gara, è formato del 50% dal comune e del 50% dalla provincia. In questo caso rappresento tutte e due, è stato uno dei motivi che ho accettato di fare il presidente della provincia, per risolvere questo problema, che oggi siamo in difficoltà e non è risolto. Anche io ho parlato un po' di autisti, sono in difficoltà sotto l'aspetto economico, perché ovviamente do ragione a loro, nel senso, uno che prende 1.250 euro netti fa fatica sulla famiglia, fa fatica a vivere, deve pagare l'affitto, non posso dire che hanno torto. Nel contempo Bus Italia, che ovviamente è Ferrovie dello Stato, ha un contratto firmato in cui dice questo lo stipendio a livello logistico nazionale. È un po' difficile, bisogna trovare un sistema per, non dico per aumentare i stipendi perché non fa capo a me, ma per risolvere questo problema. Può diventare difficilissimo, non posso neanche pensare che non sia per trasporto pubblico. Vuol dire che i ragazzi non vanno a scuola, vuol dire che gente operaia, un impiegato non va al lavoro, cioè, è impossibile, bisogna che sia risolto. Chiaramente c'è collaborazione, però la situazione è difficilissima. Se uno mi dice sei sicuro di risolvere? No. Qualche mese fa forse, adesso dico no, perché è vero che sono dei problemi gli autisti non ne trovano. Dicevamo prima, hanno assunto 6 persone, il chiede d'asilo per fargli fare la patente. È un po' difficile, I privati magari pagano di più, per cui si spostano i privati. È una situazione difficile in cui do atto che attualmente c'è collaborazione per la pubblicità. Ha avuto un periodo del Covid in cui l'azienda è stata un po' lasciata libera, tra virgolette, mancava il direttore non gestita, c'era un po' di problemi, sta recuperando le facce, sta incrementando il numero di trasporti, però con molta difficoltà, proprio perché la gente ha ancora paura, contagio. Non è facile. Io dico che lo risolveremo anche sotto l'aspetto, abbiamo anche un progetto in testa con l'Università e con Bus Italia. Il problema delle stanze, non trovano stanze i ragazzi.
Anche quello è un tema grandissimo di cui parleremo, dovremo parlarne perché il sindaco... È complicato e va svesserato, stiamo cercando di risolvere. Non mi faccio mancare niente. No, infatti, ma poi insomma è sindaco di una città grande, importante, quindi è normale, se no si annoierebbe. Ci prendiamo un'altra brevissima pausa, torniamo subito dopo con la terza parte del Sindaco risponde. Rimanete con noi.